Lei è l'autore del libro, Salvatore Giuliano, personaggio storico, ecco, ma cosa è stato, cosa ha rappresentato effettivamente Salvatore Giuliano? Intanto la storia di Salvatore Giuliano è la più controversa della- delle vicende siciliane. Ancora non c'è la verità, per esempio, sulla sua morte. Non si sa chi l'abbia ammazzato. Ecco, Giuliano, come nasce questo lavoro teatrale su Giuliano? Su di lui ho scritto un libro. L'idea venne fuori dopo l'intervista alla sorella di Salvatore Giuliano, Mariannina, che non voleva mai parlare con i giornalisti. Dopo questo libro scrissi un libro di racconti su Salvatore Giuliano, dettati dalla fantasia. Tuttavia l'unica cosa vera è che è il nome di Salvatore Giuliano. E poi nasce il lavoro teatrale su Giuliano, che abbiamo portato sulla scena con la Compagnia Nuova Palermo, con la regia di Marco Pupella. Ho voluto fare uno spettacolo in bianco e nero, giusto perché per dare il tono del documentario. Infatti lo spettacolo fa pensare ad una sorta di documentario dell'Istituto Luce. Ovviamente non abbiamo la verità sui fatti accaduti. La nostra è uno scorcio di vita di Giuliano, una rappresentazione teatrale con le sue fantasie ma anche con le sue molteplici verità che offriamo al pubblico.